avanzatissima per l'epoca. Tanto è vero che al centro dell'insediamento abbiamo trovato un grande tempio, la cui sommità era ancora presente una statua. La statua rappresentava un enorme drago fatto di un materiale ancora sconosciuto ed aveva la capacità di galleggiare per aria. Non toccava la base il pavimento della statua, del torneo. Ora, a dimostrazione di quello che vi sto narrando, noi abbiamo portato una scaglia di questo materiale. È un materiale molto particolare, leggerissimo, non prende temperatura anche se sottoposto ad intensissimo calore, lo dirà